che la rete di eccellenza... Non è passato inosservato anche a livello regionale il progetto per salvare Agrigento dell'imprenditore Salvatore Moncada. L'eventuale sempre più probabile candidatura a sindaco della città dei Templi del Re dell'Eolico sarebbe vista di buon auspicio e sarebbe gradita dagli agrigentini che vedono in Moncada la persona capace di rilanciare Agrigento. La possibile discesa in politica di Salvatore Moncada però non trova d'accordo alcuni big della politica siciliana, a cominciare dal presidente della regione Raffaele Lombardo, che al nostro microfono afferma: non penso nulla, devono essere gli agrigentini a pensarla, in quanto all'eolico l'ho bandito, come dire, dalle forme di energia alternativa perché, come dire, rovina il paesaggio, rende invivibili le aree dove si realizza e non frutta se non una manciata di denaro per i comuni nei cui territori si ritrova €1, un minimo di vantaggio ai siciliani. Molto meglio il fotovoltaico e il mini fotovoltaico. Tra Lombardo e Moncada si sa non scorre buon sangue. In passato l'imprenditore dell'eolico non ha mancato di bacchettare la regione e la sua giunta per i ritardi o per la mancata concessione di alcune autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici in Sicilia. Ma anche l'agrigentino e parlamentare regionale dell'MPA Roberto Di Mauro non vede di buon occhio la decisione di Moncada di candidarsi a sindaco di Agrigento. Moncada non ha annunciato una candidatura, Moncada è un imprenditore valido che vuole scendere in politica, ha rotto con Confindustria, vuole salvare Agrigento, buon per lui, e mi auguro che gli agrigentini abbiano a credere alle cose concrete e non agli slogan demagogici o peggio ancora alle promesse che abbiamo visto poi come sono finite 5 anni fa o 10 anni fa, meglio ancora quando Berlusconi ha cominciato a governare. Michele Cimino, parlamentare regionale di Forza del Sud, invece plaude all'iniziativa di Salvatore Moncada di volersi spendere in tutti i sensi e di scendere in campo per risolvere i problemi di Agrigento. Ma sicuramente è una bella sfida. Salvatore Moncada è una persona che ha saputo dare tanto nel mondo dell'imprenditoria agrigentina, sicuramente la sua candidatura apre un dibattito forte per la scelta del proprio candidato. Io sono francamente perché vi sia chiarezza, sapere realmente chi sostiene questo progetto, se questo progetto è frutto di un partito e se responsabilmente poi di fatto vi sono delle azioni serie per portare avanti questa iniziativa del Comune di Agrigento. Io vado avanti per la mia strada, che è quella innanzitutto di condividere il progetto del partito, e ho dato anche la disponibilità per la mia candidatura in Consiglio Comunale, per dimostrare sempre la volontà di contribuire nel territorio, di amare la città di Agrigento. Consiglio anche i miei colleghi parlamentari nazionali e regionali di candidarsi al Consiglio Comunale e perché no anche a Salvatore Moncada di poter essere un buon consigliere comunale per la città di Agrigento.